L'energia è cara, l'economia è scarica. Oggi il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, sostiene le 1000 piccole e medie imprese vicentine che hanno scritto al capo dello Stato, Sergio Mattarella, e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. È necessario che l'Europa, ma anche il governo italiano, intervenga e tratti questa situazione come una vera e propria emergenza alla pari di quella che è stata la pandemia con il Covid. Quindi strumenti straordinari che possano dare sostegno alle aziende, risposte in tempi brevi, ma soprattutto un tetto e un intervento economico per il sostegno alle famiglie, alle imprese, per salvaguardare appunto il futuro di questo Paese. In realtà le aziende vicentine avevano già segnalato nel giugno del 2021 ai parlamentari e agli europarlamentari veneti il rischio di uno shock energetico che poi si è puntualmente verificato. Oggi il nuovo governo dovrà affrontare prioritariamente il problema dei costi di elettricità e gas. I parlamentari hanno il compito precipuo di rappresentare i vicentini sia in Europa per i parlamentari europei che per i parlamentari nazionali al governo e quindi in Parlamento. Ci vuole uno strumento efficace e immediato, c'è già un ritardo consistente, si doveva intervenire prima, questo va detto al governo uscente. Aspettiamo che il nuovo governo adotti delle misure straordinarie in accordo con l'Europa.